e migliorare, crescere e migliorare. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Lei era Ursula Dusiak e questa era la versione live di Papaya, pezzo del 1975 che oltre cortina nei paesi del Patto di Varsavia sostituiva la disco music. Ebbene sì, questa era una hit riempipista prima della caduta del muro di Berlino, come del resto lo è Senkai Dambilasan, che è la sigla di Zoom e che è un pezzo cantato in uzbeko dagli Original, questa band uzbeka, anno di grazia 1981, anche questo un grande riempipista all'epoca dell'Unione Sovietica. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 16 gennaio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma vi ricordo anche che sulla pagina Facebook di Radio Libertà trovate tutte le informazioni anche per sostenere e assistere i nostri amici e fratelli armeni dell'Artsakh o Nagorno-Karabakh, che dir vogliasi, i quali sono stati scacciati dalla terra sulla quale sono vissuti sereni e tranquilli per generazioni. Noi cominciamo la nostra trasmissione stasera e vi portiamo in Polonia. Vi portiamo in Polonia, dove la democrazia è a rischio e dove la gente scende in strada tutti i giorni
nel generale assordante silenzio delle testate che evidentemente hanno in questo paese argomenti più interessanti di cui occuparsi, tipo giornalisti che sgamano eventuali post che non sarebbero corretti e poi qualcuno si ammazza buttandosi a mare, buttandosi nell'ambro. Noi invece cerchiamo di occuparci di cose un po' più serie, con tutto il rispetto ovviamente per la signora che si è uccisa, vittima di un gioco che francamente io evito di qualificare, preferisco avere rispetto di chi, ahimè, ha deciso di uccidersi. Ma a parte questo, noi vi portiamo in Polonia perché in Polonia stanno succedendo delle cose un pochettino strane a proposito di democrazia. 346 642 7756 se volete commentare le nostre, il nostro faccia a faccia tra poco con l'amico Vladimir Regiok, che è corrispondente dall'Italia per Niedziela, che è la famiglia cristiana polacca. Ma prima io vi voglio far vedere un video. Questo video arriva dritto dritto da Varsavia. Siamo davanti al Parlamento polacco l'11 gennaio scorso e guardate un po' che cosa è successo. Giulio Cesare, se vuoi io lo lancio, via. Allora, per chi ovviamente ci sta seguendo attraverso la radio, che cosa abbiamo mostrato? Questo è un viale che sarà lungo circa 1 chilometro ed è completamente tappezzato di bandiere biancorosse, le bandiere polacche. Siamo davanti appunto al Parlamento polacco. Questi sono tutti cittadini polacchi che sono scesi in strada per tutelare la democrazia e lo Stato di diritto. Questo con buona pace di quelli che quando è stato eletto Donald Tusk come primo ministro polacco hanno brindato al ritorno dell'Europa e della democrazia in Polonia. Beh, la democrazia non se n'era mai andata da Varsavia e dintorni. E allora adesso state a sentire che cosa ci racconta l'amico Vladimir Regiok, che vi ripeto è corrispondente all'Italia di Neziela, la famiglia cristiana polacca. 346 642 7756 per commentarlo. Vai Giulio Cesare, buon lavoro anche a te. Allora, stasera qui a Zoom è tornato un amico, oltre che un bravissimo collega, è Vladimir Regiok, che è corrispondente dall'Italia per Neziela, che sarebbe la famiglia cristiana polacca, è stato anche molto vicino a San Giovanni Paolo II negli anni del suo pontificato e lui è la nostra guida e soprattutto la persona in grado di spiegarci quello che sta succedendo in Polonia, perché la Polonia da qualche tempo vede manifestazioni di piazza, ma vede soprattutto un fraintendimento che c'è stato a proposito dell'arrivo salutato con grandi titoli di stampa dell'europeista, il nuovo primo ministro Donald Tusk, così europeista che la gente è per strada a reclamare diritti e addirittura siamo arrivati ai prigionieri politici, ma ora ce lo facciamo spiegare da lui. Vladimiro, intanto buonasera e grazie del tuo tempo, ma che sta succedendo nel tuo paese? Buonasera a te, buonasera a tutti. E, allora, da quando la Polonia fa parte dell'Unione Europea, tutto questo che succede in Polonia è legato anche ai meccanismi europei, dipende anche dalle voci che provengono da Bruxelles e anche da Berlino che la Germania è il nostro più vicino, il paese più vicino dell'Unione Europea con i suoi interessi in Polonia. E, allora,
bisogna ricordare un fatto. Da anni a Bruxelles non sopportavano il governo conservatore polacco e il partito governativo Il PIS. il PiS, diritto e giustizia. Le elezioni in Polonia, che si sono svolte nel mese di ottobre, sono diventate un'occasione per rovesciare il governo polacco. Nessuno a Bruxelles nascondeva questo fatto, questo desiderio di rovesciare il governo del PiS. Lo diceva apertamente Manfred Weber, che è presidente del Partito Popolare Europeo, quando diceva che stiamo costruendo una cortina di fuoco contro il PiS. E lo diceva anche la stessa Ursula von der Leyen, che si augurava il ritorno di Tusk al potere. Io volevo ricordare anche un'altra voce di una europarlamentare tedesca che si chiama Katharina Barley, e lei diceva che i paesi come la Polonia, come l'Ungheria, devono essere affamati con le pressioni finanziarie. I sussidi dell'Unione Europea sono una leva efficace. E in tutti questi anni del governo precedente, la Polonia non riceveva i sussidi dell'Unione Europea. E nessuno si meravigliava, nessuno diceva, nessuno parlava delle ingerenze nei meccanismi democratici di un altro paese. E tutti si auguravano il ritorno della Polonia in Europa. Ma quale Europa? Ormai non è l'Europa dei padri fondatori. Una volta, quando sono stato a Bruxelles, un amico mio mi ha portato in una delle sedi del Parlamento europeo davanti alla sagoma di Spinelli e mi ha detto: guarda, questo è il punto di riferimento della gente che sta oggi a Bruxelles nel Parlamento europeo, non i nostri vecchi padri fondatori, ma Spinelli. Perché le forze attualmente al potere a Bruxelles, nel Parlamento europeo, nella Commissione europea, rappresentano l'ala sinistra, diciamo, del panorama europeo, e per di più c'è un progetto anche di sinistra di creare l'Europa unita, dove gli stati diventano solo i piccoli Länder, come in Germania, che contano poco e niente, con tutto il potere a Bruxelles. Insomma, a Bruxelles c'è questo tentativo di creare un superstato oligarchico governato proprio da Bruxelles, ma in pratica è governato dalla Germania e dalla Francia. E per realizzare questo progetto bisognava eliminare la Polonia patriottica, la Polonia nazionalista, la Polonia sovranista, diciamolo pure. Sovranista. Sì, cioè loro parlavano del nazionalismo polacco, ma prima di tutto che aveva il governo conservatore aveva un'altra visione dell'Europa. E allora si è fatto tutto per non far vincere il PiS.
si sono mossi in tanti. Volevo ricordare che qualche mese prima delle elezioni in Polonia si è mosso anche lo stesso Soros, che tramite i suoi fondi, in questo caso Soros Economic Development Fund, ha comprato in Polonia importanti quotidiani polacchi come Rzeczpospolita, Sport, Parkiet. Allora, queste elezioni erano viziate da queste ingerenze esterne e anche interne. E alla fine, malgrado tutte queste pressioni, il PiS ha ottenuto il 34,8%, cioè più di un terzo degli elettori, quasi 8 milioni di polacchi hanno votato questo partito. Il partito che ha creato anche un certo benessere nel paese. La Polonia ha il tasso di disoccupazione basso, il 5%. La Polonia, governata dal precedente governo, ha creato un sistema degli aiuti statali per le famiglie, per i pensionati, ha abbassato l'età pensionabile, e tutto questo in certi ambienti non piaceva. E per questo la gente, anche malgrado tutta propaganda anti-PiS, ha votato anche ancora il partito che è conservatore. E purtroppo 35 il 35% dei voti non dava la possibilità di governare da soli. Il presidente Duda ha affidato questo primo tentativo di formare il governo al PiS, che non è riuscito ad avere più alleati, diciamo. Invece l'altra parte dello schieramento politico è riuscita ad avere 248 seggi su 460, allora la metà è 230. Loro sono riusciti ad avere 248 seggi, ma bisogna ricordare che il blocco, questo che è andato al potere, è composto da 3 coalizioni di ben 15 partiti, molto diversi tra di loro, perché abbiamo gli ex comunisti, che adesso si chiamano la sinistra, abbiamo i Verdi, ma abbiamo anche il partito contadino assai più conservatore. E alla fine l'unico collante di questo blocco è il desiderio di sfrattare l'attuale governo e occupare tutti i posti possibili, anche nelle aziende di Stato, nell'amministrazione statale. Il blocco anti-PiS, particolarmente la piattaforma civica di Tusk, è arrivata al potere con una campagna di odio contro i vecchi governanti, che si vedeva anche nel fatto che su certi media sono apparse le liste di prescrizione. Già prima delle elezioni si facevano gli elenchi delle persone da abbattere, da eliminare politicamente e non soltanto,
E questo si vede oggi già nelle prime settimane del governo Tusk. Certo. E senti, in tutto questo, tra l'altro, la popolazione è scesa in strada ed è scesa in strada perché è successo qualcosa, cioè un clima quasi da 1981. Due ministri del precedente governo prigionieri politici, veri e propri prigionieri politici. Ma com'è possibile? E, si è fatta questa grande manifestazione l'11 di gennaio perché la gente si è reso conto che veramente siamo in una svolta autoritaria e tutto è cominciato con l'occupazione della sede della televisione polacca. Allora, è anche un fatto particolare. Tu hai parlato dello stato di guerra, le leggi marziali del generale Jaruzelski. Sì. Mm. Allora, questo stato di guerra è stato introdotto il 13 dicembre e guarda caso questa anomala coalizione anti-PIS si è formata il 13 dicembre e già una settimana dopo, il 20 dicembre, che cosa succede? I, Dimmi. televisione polacca, TVP Info, arrivano gli uomini forti, non era nemmeno la polizia, ma i vigilanti privati, per sfrattare i vecchi dirigenti della televisione Mm. e per mettere i nuovi dirigenti imposti dal ministro della cultura. E un altro fatto che magari ha sfuggito qui a tanti: chi è diventato il ministro della cultura del nuovo governo Tusk? Ex colonnello dei servizi segreti. Puoi immaginare che in Italia si nomina il generale Vanucci o qualcuno dei servizi segreti e un giorno, una settimana dopo, si entra nella sede di Rai 3 per buttare via tutti i dirigenti giornalisti? E Mamma mia. questo è successo il 20 dicembre alla sede della televisione TVP Info. Per la prima volta dallo stato di guerra è stato interrotto il segnale delle trasmissioni della televisione pubblica. E purtroppo questo è il metodo di agire di ogni governo autoritario che vuole avere la sua propaganda attraverso i media, la televisione, in questo caso radio e la televisione di Stato. E questo si è fatto al di fuori di qualsiasi regola, diciamo, giuridica, perché la televisione polacca è dipende da un comitato nazionale che decide delle nomine. Si è voluto scavalcare queste decisioni del comitato perché è una società per azioni. Allora il ministro che non è riuscito completamente in suo intento di imporre la nuova dirigenza, ha detto che ormai la società è in vendita. Sono le cose che hanno fatto dire all'ex primo ministro che il governo di Donald Tusk, in modo del tutto illegale,
vuole privare i media pubblici di ciò che hanno fornito per anni, cioè la possibilità di trasmettere informazioni che vogliono invece la loro propaganda, che è la stessa propaganda dei media privati, perché dobbiamo ricordare che i media privati, la grande maggioranza dei media privati era antigovernativa, come la televisione TVN, e dopo il più grande portale internet in lingua polacca, che si chiama Onet, che è controllato dai tedeschi, dal gruppo Ringier Axel Springer. E allora si è voluto praticamente controllare l'informazione in un momento molto delicato, perché ci stiamo preparando per le elezioni europee, e il ruolo anche della Polonia a Bruxelles è importante, perché bisogna decidere anche il patto sull'immigrazione, bisognava decidere, ormai la Polonia si è schierata con gli altri. E allora, questo abbiamo un fatto grave, un fatto gravissimo, che è successo soltanto una volta in precedenza, come abbiamo detto, quando il generale Jaruzelski fece spegnere le trasmissioni televisive. Ma hai accennato anche a questi due prigionieri politici, due ex ministri. Ma chi erano? Allora, erano due persone che hanno organizzato il centro per la lotta con la centro, devo tradurre, Certo. della lotta contro la corruzione. È un organismo che è stato creato recentemente, tenendo conto della corruzione nel periodo, all'inizio nel periodo postcomunista. Quando si sono formate le varie mafie, c'era la mafia del gioco d'azzardo, c'era la mafia dell'IVA, cioè tutto un grande affare legato ai rimborsi dell'IVA. Lo Stato ha perso in pochi anni, lo Stato ha perso 250 miliardi di zloty, cioè 50 miliardi di euro per tutti i problemi con i rimborsi dell'IVA, con le fatture false. Insomma, c'era un problema anche molto grave. C'era la mafia dei terreni, che riguardava il commercio dei terreni e la possibilità di cambiare il carattere dei terreni dall'agricolo a edificabile, no? Allora, per combattere tutte queste organizzazioni criminali, le mafie, è stato creato questo centro per la lotta contro la corruzione, a capo di questi due ministri. Allora, questi due ministri sono stati accusati perché nella loro attività una volta hanno fatto anche una provocazione, diciamo, per far vedere se un politico corrotto è no. No, cioè si facevano anche certe provocazioni con i politici per provare la loro corruzione.
E per questo fatto sono stati, dopo un processo proprio ridicolo, sono stati accusati di abuso d'ufficio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Alla prima istanza dalla Corte di prima istanza, il presidente Duda ha chiesto la grazia, cioè ha emanato il decreto della grazia per questi due ministri, che adesso, quando sono diventati parlamentari, perché sono entrati nel Parlamento, nuovo Parlamento, sono stati eletti al Parlamento nuovo, e allora il Presidente del Parlamento ha detto che per questa causa pendente loro perdono l'immunità parlamentare. E la grazia del presidente non è valida perché il processo non è stato finito, non era la sentenza definitiva, e non è vero che il presidente non poteva graziare queste persone. In ogni caso, dopo l'annuncio che loro sono ricercati, il presidente ha invitato questi due parlamentari nella sua residenza. Mentre lui si è recato all'incontro con gli oppositori del regime bielorusso in una seconda residenza, nella residenza del presidente è entrata la polizia e ha arrestato questi due parlamentari. È una cosa, la violazione della residenza del presidente, con il presidente assente. E guardate che per ritardare il ritorno del presidente alla sua residenza, hanno messo un pullman di linea all'ingresso della questa seconda residenza dove si trovava in quel momento il presidente. Il presidente non riusciva a uscire con la macchina. E le cose Cioè, ma queste cose veramente pare un colpo di Stato quasi. dai regimi sudamericani Sì, o dai regimi comunisti. sì. Ma senti, Vladimiro, beh, tu lo hai conosciuto bene, ma Giovanni Paolo II, no? Davanti a queste cose e davanti anche all'Europa non molto amica della Polonia, primo che faccia avrebbe fatto perché lui era uno che sapeva parlare anche solo con uno sguardo, e secondo che cosa avrebbe detto? Allora, Giovanni Paolo II ripeteva sempre che in Polonia i polacchi hanno pagato già un caro prezzo per la loro libertà. Non voleva più che si versasse di nuovo il sangue polacco. E questo era proprio, lo diceva nel momento quando è stato annunciato lo stato di guerra di Jaruzelski. Mm. E prima di tutto non voleva la divisione dei polacchi. E purtroppo l'opposizione in questi 8 anni, non avendo altri argomenti contro il governo, faceva la campagna d'odio continua. E questo ha fatto sì che adesso la società polacca è più divisa che mai. Per Giovanni Paolo II sarebbe
una pena terribile, perché lo Stato è forte se la società è unita. Prima di tutto unita pensando al bene della patria. Ma ormai noi abbiamo la classe politica più europeista che polacca, che pensa e ragiona pensando agli interessi di Bruxelles che agli interessi polacchi. Agli interessi tedeschi prima di tutto. Il governo del PiS aveva i grandi progetti economici, tanto per parlare di uno di questi progetti. Vicino a Stettino, a Świnoujście, si voleva costruire un enorme porto per i container. Questo porto si trova vicino praticamente al fiume Oder, che potrebbe portare dopo le merci, sempre via acqua, in Polonia e nell'Europa centrale. Questo porto questo richiederebbe la come si dice, regolamentazione del fiume Oder. Sì. No? Perché bisogna preparare, bisogna rendere più profonda il fiume. E allora, il nuovo capo della provincia lì ha dichiarato tutta la zona del fiume come area naturalistica, come volevano i verdi tedeschi, e probabilmente non si farà questa cosa. Ma perché non si fa? Perché i tedeschi dicevano che questo porto potrebbe essere una minaccia al porto di Amburgo, sarebbe la concorrenza al porto di Amburgo. Una cosa. E allora il governo nuovo si piega agli interessi tedeschi. Un altro progetto nel centro della Polonia, tra Varsavia e Łódź, la città di Łódź, il governo ha progettato un grande aeroporto che sarebbe un hub per Europa centro-orientale. E questo progetto il nuovo governo dice no, è troppo costoso, non ci serve, abbiamo il porto, abbiamo un grande aeroporto, un hub a Berlino. Allora, si vede che qui la politica ormai serve agli interessi economici, in questo caso agli interessi economici di Berlino. E allora Giovanni Paolo II, da grande patriota, non nazionalista, sarebbe molto preoccupato di questa classe politica, spesso dei traditori che rinnegano gli interessi della Polonia. E noi avremo modo di continuare a raccontare tutto questo. Grazie Vladimiro. Mi dispiace che non ho le buone notizie dalla Polonia, anche se tutti i grandi mass media controllati da sappiamo chi, dicono che adesso in Polonia finalmente arriverà la democrazia. E noi avremo modo invece di raccontare sia questo che le buone notizie. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a tutti. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Le 18:42 sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Or dunque, adesso facciamo un viaggetto di 1200 chilometri circa, da qui da via Bellerio 41. Vi porto a Vibo Valentia nel mio liceo, il liceo classico Michele Morelli. Stamattina io ho avuto il piacere di dialogare con i ragazzi della prima A, che è indirizzo biomedico. Tra l'altro ho scoperto che il liceo classico ora ha anche un indirizzo biomedico, e con questi giovani ragazzi abbiamo parlato intanto del valore del liceo classico in questa società, del fatto che con la cultura si possa mangiare oppure no. Abbiamo parlato anche di un concetto che sta venendo fuori dagli studi dell'antropologo Vito Teti, la restanza, questi ragazzi che scelgono di non emigrare, di non lasciare il sud e di provare a cambiarlo. Io auguro a questi ragazzi di essere quel cambiamento che loro sperano e che loro cercano dalla loro terra, e ho il piacere di presentarveli perché si sta svolgendo al Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia il quarto Festival delle Arti, e il liceo naturalmente presenta la sua offerta culturale. Oggi si è parlato di Ippocrate, c'è stata questa intervista a Ippocrate e ovviamente sapete che i medici quando entrano in servizio devono prestare il giuramento di Ippocrate. Questi futuri medici, questi giovani medici in erba hanno messo in scena, diciamo così, un dialogo con il padre di tutti i medici di tutti i tempi, e alla fine abbiamo avuto modo di tirare un po' le somme anche di queste iniziative. Io ringrazio la professoressa Titti Preta, mando un abbraccio ai ragazzi della prima A, mi raccomando. Mi scuso perché il mio audio è con l'eco in alcuni tratti, perché la mia voce usciva dalla lavagna multimediale, la lavagna interattiva della prima A, però per fortuna le risposte che arrivano dal liceo, al netto della connessione a volte traballante, si sentono senza eco e senza problemi. Buona visione e buon ascolto e grazie ancora. E allora, quest'oggi io vi porto in un posto a me caro, 30 anni dopo. Insomma, io mi sento abbastanza invecchiato nel vedere i miei eredi, però credo siano dei ragazzi in gamba. Questa è la prima A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. Ora non si chiamano più licei classici, tra l'altro il Morelli è stato accorpato, se non sbaglio, all'Artistico Colaus. Comunque questo è il liceo dove io ho studiato, e io ho il piacere di presentarvi la prima A al gran completo insieme alla professoressa Titti Preta, che voi tutti conoscete perché il giovedì lei è una delle conduttrici di Zoom con lo spazio dedicato a Dante, il Giove Dante D. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Antonino, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà, grazie per questa chance. Ah, prego, ci mancherebbe. È bello raccontare soprattutto un sud che c'è, che funziona e nel quale con la cultura si può mangiare. 25 anni fa in una cabina a comando di una locomotiva delle ferrovie, il macchinista che era catanese mi chiese: ma tu che fai a vita? E io studio all'università, mi devo laureare in legge. E lui disse: studiate ragazzi, perché è dallo studio che passa il riscatto del nostro sud. Voi siete il riscatto del nostro sud, non scordate. Allora, di che cosa si parla oggi di bello? Allora, iniziamo svolgendo già dalla giornata di ieri il nostro annuale Festival delle Arti. Siamo giunti alla quarta edizione ed è un momento in cui la scuola non si vuole autocelebrare, assolutamente no, ma la scuola vuole aprirsi al territorio, alla cittadinanza e alle altre scuole del circondario, soprattutto le scuole medie, per fare un buon orientamento. I protagonisti, il motore di questa riscoperta del vecchio caro liceo classico Michele Morelli, travestito in forma nuova, sono sicuramente loro i ragazzi. Loro in particolare hanno dato vita ad una performance recitativa sull'arte della medicina greca, perché loro sono la classe prima A biomedico, quindi ogni classe ha preparato dei laboratori. Ecco, quindi immagino c'è per esempio un riferimento a quell'episodio dell'Odissea in cui Ulisse viene riconosciuto dalle ferite che ha e si racconta che quando si ferì a caccia perché
un cinghiale gli andò addosso, venne medicato anche col canto sacro. Sicuramente questo è un momento che abbiamo affrontato durante la visione dell'Odissea. Vedi che ho in mano l'Odissea. Sì. Loro stanno vedendo l'Odissea di Franco Rossi, che è un lavoro filologico che dal testo omerico arriva attraverso le immagini allo spettatore e lo catapulta nell'antica Grecia, o meglio in quella Grecia, diciamo, post-medioevo ellenico, che diede vita alla grande cultura attica che verrà, quindi la Grecia omerica, la Grecia di Cene, la Grecia fuoriuscita anche alle grandi invasioni con grandi principi di Cenei, Agamennone in testa. Non siamo ancora arrivati al momento in cui Euriclea riconosce Odisseo, perché abbiamo finora visto la prima parte di quello sceneggiato, però conoscono la trama e quindi sanno che la ferita di Odisseo fu curata empiricamente, ma loro stanno studiando il medico scienziato, cioè Ippocrate di Chio, quindi sono già a un livello di medicina non così, diciamo, da santoni e da guaritori, ma a un livello di medicina scientifica, che ovviamente nasce in Grecia. Certo, e aggiungerei, apparentemente Ippocrate ci sembra lontano, ma davanti ai grandi temi morali, come ad esempio può essere l'eutanasia, l'aborto e così via, è chiaro che il giuramento di Ippocrate con quello che Ippocrate ha insegnato finiscono necessariamente per interpellare tutti e ciascuno di voi. Ma voi perché avete scelto di fare il classico? La voce è andata via per un attimo, c'è stato un leggero blackout, non importa nulla, gli incidenti della diretta, ci piace anche questo, applauso propiziatorio. Ecco qua. Adesso ci siamo di nuovo. Allora, vi stavo chiedendo. Suggellare il nostro collegamento con un'immagine flash di tutti quanti. Sì. Pronti? Sì. Fermi tutti, un bel sorriso. Sì. 1, 2 e ora va. Fatta. Ok. E nella chat. È nella chat, però la vorremmo anche con te una poi dopo. Ma ci sono pure io, infatti. Benissimo, poi ce la mandi, ok. Ma vi stavo dicendo, perché voi avete scelto di fare il liceo classico? Perché prepara tutto. Allora, una ragazza ha risposto perché prepara tutto. Sarebbe il caso che qualcuno venga qui a parlare a nome della classe. Vieni, Alessandro. Allora, il giornalista ha chiesto perché hai scelto il liceo classico. Alessandro Mazzotta ti risponde. Prego. Sono Alessandro Mazzotta e in merito alla sua domanda volevo rispondere che, come ha detto la mia compagna poco fa, oltre che preparare a tutti, il liceo classico concede una formazione che secondo me molte altre scuole non riescono ad offrire, come per esempio lo studio del greco e del latino, che un focus sulle cosiddette lingue morte, l'utilità dell'inutile, come si suol dire. È una frase del nostro professore universitario, buonanima Nuccio Ordine, che scrisse un libro, L'utilità dell'inutile. E su questa frase io ho cominciato a forgiare le mie lezioni propedeutiche, che fa capire ai ragazzi, anche sgridandoli spesso, alzando i toni, perché così deve fare l'educatore, che il latino e il greco non sono desuete, e se si sanno insegnare, ma se si sanno portare avanti in un certo modo, entusiasmano i ragazzi. Di questo entusiasmos credo che siano stati testimoni loro oggi, che hanno dato vita a un bel laboratorio narrativo, e il 14 febbraio, quindi il mese prossimo, daranno vita a un ennesimo laboratorio seguito dall'insegnante di italiano, che non sono io, daranno vita a un laboratorio di lettura sul bullismo. Ecco, a maggior ragione, voi studiate storie ormai vecchie di 3000 anni. Riuscite a trovare un legame tra quello che studiate e il mondo di oggi? Sì, assolutamente sì. Non è raro in effetti trovare per esempio versioni di greco e di latino che parlano della violenza sulle donne e della diseguaglianza di genere.
non è affatto raro, e capita anche nel nostro libro, molte volte, nel nostro libro di testo. Ricordo che sono dei ragazzi appena arrivati al liceo, hanno alle spalle un trimestre, quindi non potranno che poi migliorare anche nella conoscenza e robustirsi ed anche come dire, acculturarsi in una maniera più precipua. Però le premesse pare che ci siano. Decisamente. Infatti vi pongo questa domanda. Tanti anni fa, prima che voi nasceste, e già mi fate sentire vecchio, un ministro di questa Repubblica ha detto che con la cultura non si mangia. Secondo voi è vero o è falso? Tutti falso stanno dicendo. E perché? Vuoi rispondere tu o poi lo facciamo dire qualcun altro che vuole rispondere? Vuole parlare a nome di tutta la classe. Vuole parlare lui a nome di tutta la classe? In effetti dire che con la cultura non si mangia mi pare, a me sembra molto, come posso dire, mi sembra una frase fatta più che altro. Per me dire che la cultura non serve, o meglio, che non serve, ma che non porti poi a un lavoro, non è giusto. Secondo me invece è molto utile, come ho detto prima, anche studiare cose che anche se potrebbero sembrare inutili, ma in effetti poi... Lui parla così perché dovrebbe diventare in futuro, e glielo auguriamo a lui come a tutti i ragazzi, sono 20 ragazzi, auguriamo di diventare dei buoni medici. Perché questo è un liceo classico che prepara anche ai test di ingresso a medicina. Quindi loro in particolare seguono un corso pomeridiano di approfondimento di tematiche che li porteranno poi a saper rispondere in maniera più convincente. Speriamo che superino questo famigerato test di medicina. E quindi loro hanno questa carta e se la vogliono giocare, però hanno capito che anche il bravo medico deve essere acculturato e se conosce anche il greco e il latino male non è. Soprattutto deve essere in grado di comunicare. Se vi dovesse capitare di vedere il film Caro diario di Nanni Moretti, l'episodio finale racconta quando Nanni ebbe un tumore 30 anni fa e lui trae delle conclusioni dicendo: i medici certamente sono bravi professionisti, ma non ascoltano mai il paziente. E secondo me il metodo dell'Opsis e della Coe che usava Erodoto per raccontare le storie è buono anche per raccontare le storie degli ammalati. Purtroppo devo dire una cosa, Antonino, che oggi i medici, più del vostro medico di base, sono subissati di lavoro, non hanno nemmeno il tempo di potersi dedicare al paziente, perché poi il medico di base è quello che conosce di più il paziente, come il professore conosce la classe. Ma se ti danno la classe pollaio, come puoi tu, professore, curarli tutti in un certo modo? Se ti danno, non lo so, 2000 assistiti, come puoi curarli in maniera qualitativa? Quindi bisognerebbe vedere dall'alto la politica di assunzione del medico, perché deve essere bravo come deve essere bravo il professore e un po' tutti i grandi professionisti. E soprattutto, una volta accertate queste competenze, queste skills, no? Come si dice, e queste capacità, possibilmente farlo lavorare bene. Il professore con una classe di massimo 20 ragazzi, come sono loro e non di più, magari di meno, e il medico con un numero di assistiti che non sia esorbitante, di modo che possa pure colloquiare, dialogare con loro attraverso la COE, l'ascolto, e attraverso l'opsis, la presa visione. L'occhio è fondamentale, loro lo sanno, perché io la prima volta che sono venuta in questa classe, già dalle prime lezioni di greco, ho detto: se non avete occhio non capirete nulla di greco. È una lingua che ti impone la vista. Infatti, già spesso nelle mie lezioni sulla LIM l'occhio è fondamentale. E ti insegna a ragionare il greco, perché non è una lingua facile, è meglio così. Ragazzi, a proposito di medici e pollaio, cioè troppi mutuati, se vi capita, guardate questo film di Alberto Sordi, Il medico della mutua. Vedrete che a un certo punto lui, avendo più di 3.000 mutuati, gli viene un coccolone e comincia a visitarli attraverso il telefono, pur di restare al suo posto e continuare a mangiare ai 4 palmenti. Ecco, non fate questo, non diventate così.
Speriamo che le parole di Ippocrate, il giuramento di Ippocrate sia il loro mantra, possa anche come dire, essere il vademecum per una professione futura che dovranno costruire piano piano, studiando bene qui. Calpestando questo pavimento che tu calpestasti un po' diverso, come vedi, perché non è più quella graniglia di una volta, ma abbiamo messo il parquet. La connessione va via. Ecco, diciamo che ora c'è di nuovo. Il pavimento non è più quello che tu calpestasti, perché abbiamo messo il parquet, come puoi vedere. Vedo. Noi avevamo le mattonelle all'antica. Sì, quelle non ci sono più. Soltanto e gli infissi di legno. No, gli infissi sono stati cambiati, anche le porte, abbiamo le porte antipanico con l'oblò. Ma in ogni caso la scuola si è svecchiata mantenendo la sua tradizione, perché noi siamo comunque amanti della cultura classica e la trasmettiamo in tutte le forme possibili e immaginabili. Adesso lui, a nome della classe, ti dice il dialogo che è stato inscenato. In particolare, ecco, cosa avete fatto oggi? Allora, oggi erano previste due parti del nostro, chiamiamolo, spettacolo, se così si può definire. Allora, la prima parte era un dialogo tra Carione e sua moglie, era una commedia di Aristofane, il Pluto. Era tratto da appunto quella commedia che tramite la satira e l'ironia prende in giro quelli che erano gli sciamani, gli stregoni che si spacciavano per medici, ma che medici in realtà non erano. Lui che diciamo con questa commedia parlava anche del tempio di Asclepio, per esempio. Una satira politica aristofanesca. Poi la seconda parte invece era un'intervista forse al medico, sicuramente il medico più grande dell'antichità classica, cioè Ippocrate, che abbiamo immaginato tornasse in vita e venisse qui al liceo, e con lui abbiamo fatto un'intervista. Io ero Ippocrate. Vieni Ippocrate, chi ha fatto Ippocrate? Venga qui. E venga l'intervistatore. E venga il presentatore. E poi venga la moglie di Carione e Carione. Vi presento tutti i ragazzi che hanno dato vita nella prima a questo laboratorio. Eccoli qua schierati. Sono tutti i ragazzi che hanno dato vita a questo laboratorio guidati da me. Bravi. Altre classi Sapete? hanno fatto altro, non è che solo, non vogliamo che sia autoreferenziale e che riguardi solo loro il festival. Questa è una prima classe biomedico, ma altre classi sono impegnate in tantissimi altri laboratori. Per esempio un'altra mia classe, la quarta D, che abbiamo saputo testè da poco, che abbiamo vinto il premio nazionale indetto dalla Dante Alighieri di Roma con un testo creativo che loro hanno messo in scena intitolato Quadrilogia d'amore, una rilettura in chiave psicanalitica delle figure di Dante, di Beatrice e di Paolo e Francesca. Quindi andremo a quel di Roma nel mese di febbraio ed è stato messo in scena questo testo. Oh, complimenti, il Sud Italia che ci piace. Domani avremo uno scrittore di Palermo, si chiama Giovanni Di Marco, e ci presenta un libro della Baldini e Castoldi. Mi sono permessa di invitarlo perché è un caro amico, e insieme con noi ci sarà un divulgatore, un blogger vibonese, perché anche a Vibo ci sono i divulgatori. Come no? Perché le nuove generazioni ci sono e si fanno sentire, sono bravi ragazzi diciamo cosmopoliti, cittadini del mondo, solo che bisogna battere quella secolare, anzi millenaria diffidenza che ci avvolge un po' ancora tutti nel Sud Italia e che è come una cappa nera, come la nera signora che purtroppo un po' governa il nostro bellissimo, ma anche, come dice il professor Vito Teti, maledetto Sud. Vi pongo una domanda, ragazzi. Voi siete, visto che parliamo di Vito Teti, siete per la restanza, cioè dopo la laurea? Esatto, restare al paese dopo la laurea, oppure pensate di andare altrove perché non c'è niente? La ragazza dice restare qua. Calma, uno l'uno. Mastro dice rimanere qua. Tu, Emanuele Cosentino? No, diciamo che siamo messi male nella Calabria, quindi magari la sanità non funziona e quindi
Io sarei per andare via, ma se ci fosse, diciamo, un'innovazione, mi piacerebbe restare. Se le strutture, le infrastrutture lo consentono, se il contesto darà possibilità. Alessandro. Io sono d'accordo con quello che ha detto adesso il mio compagno, penso che però la continua fuga di cervelli non porterà mai a un'innovazione del Sud. Il nostro Francesco Rizzo. Io pure sono per restare qui nella mia città, dare una mano. E infine Gian Domenico Farina cosa Sono dice? per rimanere qui perché io sono nato qui, le radici secondo me sono importanti, sono molto attaccato, diciamo, alla nostra terra che è la Calabria, e quindi, diciamo, darei di tutto per... Faresti di tutto per rimanere qui. La maggior parte vorrebbe rimanere, però sì, dovremmo fare un bel appello alla politica perché consenta che questi giovani rimangano qui. Movimenti in questo senso pare che ci siano, aspettiamo che si diplomino, hanno ancora 4 anni e mezzo, quasi 5 di duro lavoro. E poi ne riparleremo, poi dovranno accedere alla carriera medica e noi glielo auguriamo a tutti quanti e poi una volta finito vedremo cosa accadrà. Io l'augurio che vi faccio, visto che in quelle stanze prima di voi ho sudato anch'io sul dizionario di greco e ancora il Rocci, credo, sì. Sì, il Rocci c'è sempre, ecco. Anche se adesso va per la maggiore il Montanari. Ecco. Però tra Rocci e Montanari se la contendono, tra Don Lollo, il famoso Don Lollo. Allora, quando c'è stato il Covid in Inghilterra, è salito alla ribalta un dottore di Catanzaro, si chiama Luigi Camporota. Questo signore ha lasciato la Calabria, è diventato uno dei primari più importanti in pneumologia a Londra e ha curato l'allora primo ministro Boris Johnson. Allora, io quello che vi dico è che voi scegliate di restare o di andare, questi sono valutazioni che farete voi, secondo quello che sentirete nel vostro cuore. Cercate sempre di essere dei meridionali e non dei terroni, mi raccomando. Perché i meridionali, vedete, i meridionali sono cittadini di tutto il mondo, issati su 25 secoli di civiltà e non sono secondi a nessuno. Assolutamente no, mai secondi a nessuno. Esatto. A crista alta ma con robusta preparazione. I ragazzi stanno alzandosi dai loro posti, sono tutti schierati qui. In verità noi avremmo voluto fare una foto in forma di selfie con te, ma va bene anche una foto come l'hai scattata tu, in modo che ci sia tutta la classe, speriamolo. Apritevi, cerchiamo di stringerci un bel cheese con Antonino e stiamo per dare vita alla parte finale di questo incontro, sperando che ce ne siano anche altri. Le tue parole sono meravigliose sempre, sono un balsamo. Mi raccomando, ognuno di noi, guardate, siamo tutti nani sulle spalle di giganti, ma credetemi, i nani sulle spalle dei giganti possono guardare più lontano, non ve lo scordate mai. Voi siete issati su 25 secoli di civiltà, abbiatene rispetto. Allora, pronti? Ne facciamo un'altra. Guardate in macchina, nessuno che faccia le corna, vedo che ti sei ravviati i capelli, beato tu che ce li hai ancora, io non li ho più. 1, 2, fatta. Ok, bene Antonino, avremmo voluto abbracciarti de visu, essere qui in presenza, ma siamo felici di essere riusciti a fare questo collegamento perché ieri abbiamo avuto un qualche problemino, come ben sai, cose tecniche che accadono. Allora, grazie a voi del vostro tempo, grazie anche per esservi messi ieri la felpa, purtroppo non abbiamo potuto fare il collegamento, ma oggi vi trovo elegantissimi, devo dire, tutti in giacca, veramente. Pare che ci siamo dati la voce. Mi raccomando, studiate e vedrete che dove dovete arrivare arriverete, tranquilli. Eccoci di nuovo qui. Dicevamo, studiate, vedrete che dove dovete arrivare arriverete.
e mi raccomando, abbiate coscienza che siete voi il cambiamento che cercate. Potete esserlo e potete farcela. Tutto qui. Io faccio un applauso ad Antonino di essere stato il nostro e dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia mando un saluto a te e a tutti i teleradio ascoltatori che avranno la compiacenza di seguire questa breve conversazione. Ad Maiora sempre dalla professoressa Preta. Sempre, grazie a tutti voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. E rieccoci le 19:11 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Noi cominciamo questa nuova puntata di In attesa di giustizia, i casi dell'avvocato Claudio De Filippi. L'avvocato Claudio De Filippi, lo sapete, è
il titolare di questo spazio, anche se in questo momento non riusciamo a raggiungerlo attraverso il telefono. Però mi piace presentarvi il nostro ospite, che è il signor Gianluigi Matta, e che già ci ha raggiunto al telefono. Signor Gianluigi, buonasera. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Signor Gianluigi, con lei noi entriamo e tocchiamo un tema molto delicato, quello dei papà separati, o comunque dei papà che in qualche modo, per intervento della giustizia o in attesa di giustizia, come appunto il titolo della nostra trasmissione, attendono di poter rivedere i loro figli. Se non sbaglio, lei ha un problema di questo tipo. Certo, purtroppo io sto attendendo dal 2011, quindi da 13 anni, 14 anni, la giustizia che non arriva. Il mio problema in realtà nasce dal 2007, 16 anni fa, quando nasce mia figlia, e mi viene impedito di svolgere il ruolo di mio papà, di papà, dalla mia ex moglie, che in pratica dimostra avere poi dei disturbi psichiatrici, perché lei a sua volta aveva subito una violenza, probabilmente un abuso, un allontanamento illecito da parte del padre, e quindi rispecchiava la figura di suo papà in me, e purtroppo da quando è nata mia figlia non mi ha permesso assolutamente di avvicinarmi. Io ho dato il primo bacino in fronte a mia figlia a 5 anni e mezzo, e quindi non potevo alimentarla né cambiarla, e addirittura il saluto al mattino mi veniva impedito prima di andare al lavoro. E io ho cercato di contattare degli psicologi dell'ASL e psicologi privati, mi davano delle dritte, dei consigli che però non sono andati in porto, e allora mi sono poi rivolto ai servizi sociali, ma purtroppo, ahimè, la cosa è peggiorata sempre di più, perché la mia ex moglie mi ha Prego, sta fatto dicendo. una denuncia di abuso e di violenza psicologica. Con i tempi della giustizia ho aspettato 3 anni perché la prima denuncia venisse archiviata, e la seconda denuncia sono stato assolto in formula piena, e dopodiché si sono accorti che era la mia ex moglie che presentava questi disturbi, e quindi io nel frattempo che avevo ancora in piedi la denuncia, ho deciso di dare in affido mia figlia a una famiglia affidataria che è mia sorella, e intanto il primo grado di giudizio io l'ho concluso con ancora queste denunce in piedi. Il secondo grado in Corte d'Appello mi hanno dato 4 ore alla settimana di poter incontrare mia figlia, delegittimando tutti i poteri ai servizi sociali. I servizi sociali da allora sono spariti completamente. Io dal 2016 al 2021 ho avuto un solo colloquio nel 2018 con i servizi sociali, che, come dicevo, non hanno fatto nessun percorso di sostegno alla genitorialità, nessun tentativo di avvicinamento con mia figlia, nessun progetto esecutivo familiare. Io sono stato, mi sono rivolto agli amministratori anche locali, ho fatto di tutto e di più, ma i servizi sociali sono spariti completamente, e quindi ho fatto poi ricorso in Cassazione, ho vinto in Cassazione al 3° grado di giudizio a Roma, dove hanno cassato la sentenza della Corte d'Appello di Torino, e quindi
essendo stata cassata per 3 motivi principali. Uno, non hanno riscontrato alcun conflitto di interesse tra me e mia figlia, e 2, non sono stati sentiti né i nonni paterni né sono state viste le foto degli incontri delle 4 ore alla settimana con mia figlia. Proprio si sono rifiutati i servizi sociali di interessarsi diciamo dei nostri incontri. E 3, il terzo motivo, in pratica l'affido non è mai stato rinnovato, un affido che in realtà l'istituto dell'affidamento dovrebbe durare massimo 24 mesi, e poi ogni rinnovo, ogni proroga deve essere fatta una richiesta al Tribunale dei minori. Tutto questo non è stato mai fatto e il mio affido ancora oggi e l'affido di mia figlia ancora oggi sta andando avanti senza né proroghe né termini, un affido sine die, un'adozione mascherata la chiamano, e quindi niente, adesso io ho rifatto col bravissimo avvocato De Filippi che ci ha raggiunti, eccolo qui. Salve. Scusate. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Salve. Col bravissimo avvocato De Filippi ho rifatto ricorso in Cassazione a Roma e siamo anche al 4° grado di giudizio, perché ho fatto un esposto anche alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, alla CEDU, e siamo in attesa, diciamo, di questi procedimenti aperti. E nel frattempo la Corte d'Appello di Torino presenta tramite, innanzitutto devo dire che ci sono dei conflitti di interessi tra la responsabile dei minori del mio CIS di provincia di Torino, non vorrei fare i nomi, però posso dire che la provincia di Torino e il fratello giudice in procura, tra l'altro qualche anno fa anche si trovava in fasce deboli, quindi c'era questo conflitto di interesse e niente, tramite un PM che adesso io non so chi sia, addirittura mi stanno facendo decadere la responsabilità genitoriale. Venerdì di questa settimana, tra qualche giorno, ci sarà in pratica l'udienza. Quando è l'udienza, scusa Matta, quando è? Il 19 di gennaio. Ecco, volevo intervenire brevemente, no? Ecco, perché appunto, io ho ascoltato almeno parzialmente un po' la ricostruzione del signor Matta. È una situazione di un'odissea giudiziaria atroce, perché togliere il figlio al padre o alla madre è diritto naturale, quindi è dolore di entrambi, di tutti e tre. Questa è la situazione. Nel caso del signor Matta, tra l'altro, non volevo interromperlo perché poi dopo il protagonista è lui, io voglio semplicemente fare un punto. Quello che emerge, quello che è veramente incredibile, è che se un processo dura 13 anni e forse durerà di più, correggimi se sbaglio Matta, praticamente la situazione diventa che la ragazza ormai ha 16 anni compiuti eccetera, va verso i 18 e lui attende l'esito della giustizia. Allora noi non solo abbiamo fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione degli obblighi della vita privata e familiare, articolo 8 della Convenzione, ma abbiamo chiesto anche la Pinto, legge 89 del 2001, con cui, per la lunghezza del processo, con cui abbiamo scritto, abbiamo chiesto danni e anche morali molto forti, perché se un processo che dura in questa materia 13 anni, la ragazza ormai si trova ad essere maggiorenne e a quel punto ogni tentativo, diciamo così, potrebbe essere vanificato. Ecco, questo che volevo precisare. Poi volevo precisare un'ultima cosa e lascio la parola al signor Matta, che praticamente, non so se l'ha detto, che il Senato si è occupato della sua questione. Certo. Sì, in pratica io ho fatto
due comunicazioni, due segnalazioni presso la commissione parlamentare sugli affidi, una commissione bicamerale di indagine sugli affidi e sulle case famiglia, e a pagina 89 della relazione conclusiva hanno preso la mia vicenda come riferimento per dire che in realtà il servizio sociale è stato inerte per 7 anni perché io ho inviato questa segnalazione, erano 7 anni dal 2011, quindi 2018, e questa inerzia ha portato un distacco diciamo considerevole nella relazione con mia figlia, e quindi diciamo sono l'inerzia dei servizi sociali e le relazioni false, perché tra l'altro anche il sostegno, la mediazione con la famiglia affidataria, i tentativi di ampliamento degli incontri padre-figlia non sono stati fatti, ma addirittura sono stati falsificati, cioè sono stati inventati e scritti nella relazione che è andata al giudice del Tribunale di Ivrea, e io ho dovuto addirittura, in accordo con la mia ex moglie, annullare questa richiesta che avevo fatto di ampliamento degli incontri, perché è arrivata questa relazione con questo complesso di interventi che avrebbero dovuto essere fatti e non sono stati fatti, ma sono stati inventati. E quindi loro dicevano: abbiamo fatto sostegno, mediazione, abbiamo fatto tentativi di ampliamenti e sono andati tutti nulli, con risultati negativi. In realtà non è stato fatto nulla, e quindi io ho fatto 2 denunce penali contro i servizi sociali, e naturalmente una è stata archiviata, ha fatto atto di opposizione, l'atto di opposizione è fermo dal procuratore generale da 2 anni, perché poi per evitare che vadano i PM si possa fare quindi l'esposto contro il PM, viene indirizzato direttamente al procuratore generale, e quindi si è poi costretti a fare un esposto ad un'altra procura, cosa che abbiamo in progetto con l'avvocato De Filippi. Molto bene. Allora, caro Antonino, sì, non so come tu la pensi, ma questo è un caso veramente doloroso, sì, perché molto. quando ci sono di mezzo i figli e non vedi tua figlia, non dico da 16 anni, perché lui all'inizio la vedeva, eccetera, eccetera, ma sempre con molta fatica, eccetera. Allora, io propongo sempre la stessa cosa, che diciamo così, secondo me bisognerebbe pensare, il legislatore, tra l'altro la commissione sugli affidi è presieduta da una leghista di Parma che mi sembra che si chiami Cavandoli, questo si può dire perché è un carico pubblico, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente la questione qual è? Che necessiterebbe che il legislatore pensasse a un potenziamento dell'istituto della mediazione familiare, perché io dico sempre che non c'è niente di peggio che fare le guerre in famiglia. In famiglia non si vince, non si perde, sempre vittoria di Pirro, ma con grandi perdite, nel senso dolore, in senso di sofferenza per i minori, per i genitori, per i familiari, per i nonni, per tutti. Quindi è una battaglia persa. Invece il potenziamento della mediazione familiare in materia minorile, soprattutto con la presenza dei minori, eccetera, eccetera, sono minori, che già è una situazione particolare, potrebbe essere una soluzione non secondaria, una soluzione da diciamo propugnare. Certamente, infatti, se posso aggiungere, purtroppo noi genitori, soprattutto io come papà, sono stato completamente, il contraddittorio non è mai esistito, hanno solo ascoltato mia figlia, che è condizionata naturalmente dagli affidatari, e quindi diventa poi un
una violenza psicologica, perché l'assistente sociale ha ammesso che purtroppo mia figlia ha un conflitto di lealtà tra affidatari e sottoscritto, e in questo conflitto di lealtà, invece di essere aiutata, il conflitto di lealtà è quando un minore si trova in una situazione tra due fuochi, e quindi il minore prende con sofferenza e si avvicina ad uno cercando di opporsi all'altro, proprio perché non sa trovare l'equilibrio il minore, ma devono essere gli adulti a cercare questo equilibrio, è cosa che non è stato fatto. Si è insistito solo sul minore e quindi si è fatto una violenza psicologica sul minore invece di essere aiutato. Poi bisogna dire una cosa, Matta, che nella giurisprudenza italiana non è ancora emerso, con diciamo quello che all'estero già è storia, cioè praticamente il PAS, l'alienazione parentale operata da uno dei due rispetto all'altro, eccetera, eccetera, e in questo caso anche da terzi eventualmente, il PAS, Parental Alienation Syndrome, cioè vuol dire alienazione parentale, allontanamento da una delle due famiglie, eccetera, eccetera, non è ancora approdato nella giurisprudenza italiana. Questo con il conflitto di lealtà, che è un ossimoro, cioè vuol dire che è proprio questo, il minore non sa cosa fare, alla fine sceglie il male minore, diciamo così, però è sempre male, perché rifiutare il papà o rifiutare la mamma significa poi per il minore avere un conflitto, e quindi cosa fa? Si allontana da tutti, diventa umbratile, e quindi ha effetti collaterali gravissimi sulla psiche del minore e che devono essere evitati. Quindi inutile opporsi all'esistenza della PAS, almeno questa mi prendo la responsabilità io di quello che dico, perché la PAS è ormai nella realtà, cioè la giurisprudenza italiana la rifiuta con tutte le sue forze, ma attenzione, la PAS invece è a vantaggio dei minori, cioè nel senso che bisogna evitarla, bisogna cercare di salvare i minori da questi conflitti che fanno male prima di tutto a loro e poi anche a chi gli sta accanto. Certo. E infatti, se posso aggiungere, questo conflitto che non ha avuto aiuti ha portato a una disgregazione e a una distruzione completa della mia famiglia, e quindi una doppia sofferenza. La mia sofferenza è verso mia figlia, ma anche il mio papà, che ha compiuto oggi 95 anni, ha preso la decisione che non vuole. Grazie tanto, avvocato. Ha preso la decisione che non vuole più vedere mia sorella, perché secondo lui e secondo anche me ha danneggiato mia figlia. Quindi non vedendo più mia sorella, non vede più il nonno, la nipote e l'altra nipote, quindi è una famiglia distrutta, perché c'è anche questo nonno che in pratica come parente vicino ha solo più il sottoscritto e ha perso 2 nipoti e una figlia. E quindi un disastro familiare, diciamo. È un dramma, sì. Avvocato De Filippi, che cosa possiamo fare come approssimazione per cercare di dare un po' di giustizia a questo padre che soffre? Intanto speriamo che oltre il danno la beffa, cioè non venga, noi ci opporremo, non venga in nessun modo limitata la potestà genitoriale, responsabilità genitoriale del signor Matta. Questo lo deciderà il tribunale, poi lo vedremo, però noi ovviamente su questo, una persona che ha subito tutto questo, portarlo poi anche all'estrema conseguenza della limitazione, riduzione della potestà o eliminazione della potestà genitoriale, veramente è inaccettabile secondo me, però poi è il tribunale che dovrà decidere. Per quanto riguarda lui invece noi facciamo delle azioni, l'ho già anticipato, che sono tese anche
a ristorarlo della perdita, eccetera, ma la cosa più importante dovrebbe essere la decisione del tribunale, che ovviamente non deve avvenire così tardi, dopo 13 anni e passa, ma deve avvenire nei tempi più veloci possibili per ristabilire il contatto con la figlia, perché è quello che gli serve. Al signor Matta non interessano i soldi, non interessa il risarcimento, interessa solo l'amore di sua figlia, e quindi speriamo ascolti questa trasmissione, che comunque a livello nazionale, quindi c'è anche la possibilità che per caso, no, la piccola l'ascolti, eccetera, eccetera. Il papà dice di qui pubblicamente, spero di interpretare bene, che quello che gli interessa a lui è ritrovare sua figlia. O sbaglio? Ma io ho sempre guardato solo il bene di mia figlia, il benessere psicofisico, e ogni mia decisione l'ho fatto guardando lei, quindi penso di essere stato un buon padre. Scusate No, l'emozione. prego, signor Gianluigi, ci mancherebbe. Io devo chiudere, però torniamo su questa storia, Claudio, per Grazie. favore. Avremo modo Secondo di me sì, tornarci. merita un approfondimento, però posso dire solo questo, che visto che il programma si chiama In attesa di giustizia, ciò significa che il signor Gianluigi non deve mollare, quello che io dico Esatto. sempre. Non mollate mai le cause e i vostri diritti, soprattutto se i vostri diritti coincidono con l'amore di un figlio. Non devi mollare mai per tuo figlio, ma non devi mollare mai in assoluto per qualunque causa tu abbia, perché ovviamente i diritti non sono commerciabili. Sono d'accordo. Coraggio, Grazie, signor Gianluigi. avvocato. Forza. Grazie a tutti. Ciao, Grazie a forza. lei. Grazie, Grazie. buona presto, salve a serata, tutti, buona salve, serata salve. a tutti i radioascoltatori. Grazie tanto. Buona serata a lei. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ecco, noi chiudiamo qua anche questo spazio e c'è poco da dire. La radio racconta la vita, racconta quello che è. Siamo andati dalle proteste in Polonia a un liceo in Calabria, al dramma del signor Gianluigi, e abbiamo cercato di offrirvi uno spaccato dell'Italia a quest'ora, dell'Italia di oggi, l'Italia vera, l'Italia che ogni giorno cerca di fare la sua parte, l'Italia che soffre, l'Italia che aspetta giustizia, l'Italia che sogna un futuro migliore. Abbiamo cercato di raccontarvi tutto questo e abbiamo cercato di fare anche stasera la nostra parte. Io voglio ringraziarvi come sempre. Noi ci salutiamo adesso con Qui Parlamento, l'onorevole Simone Billi che parla in conferenza stampa, e poi dopo una canzone dei New Trolls, Aldebaran 1978. Che dire di più? Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Appuntamento domani sempre alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time